Professor Dal Paus, si è parlato in questi giorni di bomba d'acqua su Padova, parliamo anche della situazione appunto in cui versano i comuni della Bassa Padovana, principalmente Este e Monselice. Ma mi fa piacere che si sia introdotta una nuova definizione, perché fino a qualche tempo fa si parlava di eventi eccezionali, poi siccome si ripetono ogni secondo giorno si è cambiata definizione, bomba d'acqua. È un buon concetto. Quali sono gli interventi necessari da attuare? Ma ci sono interventi da fare sul grande sistema idrografico e poi anche molti interventi da attuare sulla rete idraulica minore e più in generale anche sul territorio, sull'uso che si fa del territorio, perché i problemi sono anche creati dal fatto che in questi anni si è selvaggiamente occupato il territorio dal punto di vista idraulico, ovviamente. Lei continua a ribadirlo, questo concetto che insomma, è molto importante, però cosa potrebbe portare anche la pioggia di questi giorni? C'è sempre comunque un rischio idrogeologico? Beh, le piogge di questi giorni possono portare a crisi locali sul sistema idrografico minore e ovviamente sono importanti perché poi le conseguenze si riflettono su aree urbanizzate e sono situazioni sempre fastidiose. Poi ci sono situazioni più importanti e più generali che riguardano invece i grandi fiumi e qui bisognerebbe fare di più. Il Presidente della Regione effettivamente ha dato il via ad alcuni importanti interventi, ma sono solo i primi interventi e devono essere considerati solo come primi interventi perché altre opere si devono aggiungere di una certa importanza se noi vogliamo andare verso una condizione più ragionevole dal punto di vista della sicurezza idraulica. E poi bisognerebbe cambiare assolutamente atteggiamento, passo, nell'occupazione del territorio, negli interventi di urbanizzazione, negli interventi che riguardano l'inserimento di altre grandi opere importanti come le strutture viarie che dovrebbero essere forse progettate con un po' più di attenzione rispetto ai problemi idraulici.